Napoli, nuovo allenatore per Calzona. Chi dirigerà gli allenamenti a Castelvolturno? Ciao napolitani, siamo in Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. L'aura della partita di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 21 febbraio alle 21 al Maradona, si fa sempre più sentire sulla città di Napoli. Questa sfida è cruciale per la squadra della Campania, chiamata ora a compiere l'impresa per dare senso alla sua difficile stagione. Vincere e superare il turno significherebbe, infatti, ingenti entrate per il club partenopeo, che con i giusti risultati potrebbe persino qualificarsi per la Coppa del Mondo per club FIFA del 2025. Non è il momento ideale, dunque, per un cambio in panchina, come avvenuto nelle ultime ore a Napoli. De Laurentiis è pronto a affidare a Francesco Calzona la guida della squadra, con le ultime notizie su Mazzarri e gli allenamenti odierni capaci di sorprendere i tifosi napoletani. Secondo le ultime voci, Calzona è pronto ad arrivare oggi a Napoli, firmare il contratto con l'Azzurra e essere ufficialmente annunciato come allenatore della squadra fino alla fine della stagione. Tutto ciò, a poche ore dalla fondamentale partita di Champions League contro il Barcellona, che vedrà il debutto dell'attuale tecnico slovacco alla guida del Napoli. Ultime ore all'ombra del Vesuvio, quindi, per Walter Mazzarri, la cui notizia ha sorpreso tutti. Inoltre, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedulla, l'attuale allenatore del campione italiano guiderà l'allenamento odierno a Castelvolturno, in attesa della chiusura per Calzona. La sessione prevista per oggi presso il centro di allenamento SSCN Konami sarà probabilmente l'ultima di Mazzarri alla guida del Napoli. In effetti, l'ex giocatore della Sampdoria non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da De Laurentiis, che senza ombra di dubbio prenderà provvedimenti dopo aver ufficialmente concluso l'affare con Calzona. Quest'ultimo dovrà quindi dirigere l'allenamento di martedì 20 febbraio, oltre alla preparazione del giorno della partita, prima di dare vita a uno degli esordi più straordinari nella storia del calcio. E secondo voi, napoletani? Calzona è un nome adatto al Napoli? Condividete i vostri commenti nel video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!